Siamo in live, siamo in live. Perfetto. Speriamo che ci sarà qualcuno, tanto oggi è Halloween, domani è festa, quindi penso ci sarete in molti col fatto che domani è un giorno libero. Ciao Francesco, ciao, buonasera regà. Già 7 persone, grandi. Ciao Miguel, sì, l'ho visto, ovviamente l'ho visto. Il tour infrasettimanale non me lo posso perdere, è il mio preferito. Già è una gioia quando il Cagliari gioca di domenica, figuriamoci in mezzo alla settimana ancora di più. In mezzo alla settimana lo è ancora di più. Intanto scusate se sentite rumore, ma mi sto più al caffè. Il caffè pomeridiano che ci sta tutto, un bel caffettino. Voi ragazzi che mi dite? Tutto a posto? Io negli istinti è stato bellissimo. Beato a te Miguel, beato a te. Immagino che è stato bellissimo. Ciao Alessandro, ciao caro. Come state? Ciao Giorgio. Miro comunque con la R. Sarà il caso di far rifiatare qualcuno? Eh beh sì, sicuramente qualcuno dovrà rifiatare. Il primo sarà Clavan, che ha giocato perché Ceppidelli hanno detto in commento che ha avuto qualche infortunio, un infortunio, un affaticamento, una cosa del genere, non mi ricordo. Però secondo me non ha giocato perché semplicemente era diffidato. Quindi qualcuno sicuramente, qualche turnover lo farà Maran, sicuramente. Ciao Cesare, ciao Chris Raff, grazie mille. Che ne pensi del presunto scandalo di Napoli-Atalanta? Io penso sinceramente che è stato fatto un furto in piena regola al Napoli, perché quello era un rigore nettissimo. Ok che anche Llorente ha le braccia alzate, però regà, chi era l'ha placcato a Llorente? Si è completamente disinteressato del pallone, quindi quello secondo me è un rigore netto. Lo dico anche un po' a malincuore perché io ho Ilicic al fantacalcio, anche se la giornata si è intavolata nella giusta direzione, però secondo me quello era un rigore netto per il Napoli ieri. Io farei riposare anche João Pedro, proverei Ragazzu. Dipende in che ruolo lo vuoi utilizzare Ragazzu, se da seconda punta o trequartista. Se non intendi per far riposare João Pedro, per forza seconda punta, perché dietro ci gioca Nainggolan. Voto per Maran ieri un 6,5, un 6,5 ci sta. A Firenze Mertens si tuffa e regala il rigore che vale i 3 punti per il Napoli. È vero. Ieri invece il rigore negato al Napoli e pareggio. Le cose tornano e il cerchio si è chiuso perfettamente. Ma non è il fatto del dare e avere, nel senso non è che se a uno viene regalato un rigore e poi se lo deve, cioè gli deve essere negato solamente perché prima gli è stato dato ingiustamente. Se una cosa è giusta, se per esempio quella di Mertens era una simulazione, andava ammonito per simulazione e il rigore andava annullato. Stessa cosa vale per quello che è successo l'altro giorno. Cioè, il VAR viene usato a cazzo di cane, ma io non è che lo dico adesso, lo dicevo 2 anni fa, l'ho detto l'anno scorso e continuerò a dirlo adesso. A noi quante cose ci hanno inculato col VAR?
Quante ce ne hanno regalate? Zero. Non ci hanno regalato nulla con il VAR. Al massimo ci hanno tolto dei punti, ok? Per questo dico che noi in primis, dobbiamo combattere su sta cosa. Perché adesso come adesso è uno spreco decorrente il VAR. È uno spreco ricorrente, perché quella secondo me era un'occasione eclatante. Cioè era chiara, era lampante come lì Giacomelli si fosse sbagliato. Tra l'altro Giacomelli, arbitro del famoso Lazio-Torino che fece scatenare le prime polemiche sul VAR, quindi ormai con il VAR stanno facendo porcheria all'inverosimile, purtroppo. Ma che pensi del fatto che se raggiungiamo l'Europa a fine campionato e del fatto che comunque la UEFA non farebbe mai giocare le partite a Cagliari? Ciao Sapi! Io penso che purtroppo da quello che è emerso le partite si giocherebbero a Torino. Speravo a Roma, perché era facilmente raggiungibile col traghetto poi. Però se si giocheranno a Torino, amen. Secondo me il fatto che se ci qualifichiamo per un posto in Europa non abbiamo lo stadio non è un qualcosa di così brutto. Cioè, nel senso, ok, non ci sarà l'Europa League in Sardegna come dovrebbe essere, ma comunque il Cagliari andrà in Europa League. Quindi non ci dobbiamo far scoraggiare da questa cosa. Guarda le espulsioni da ufficio inchieste di Genova e Roma. Le devo vedere quelle espulsioni. Lo stadio nuovo, vediamo cosa diranno. Cioè, per adesso ancora le acque sono un po' tranquille, cioè, è stato rivisto il progetto, è stato ampliato, quindi non solo la ristrutturazione o la creazione del nuovo stadio, ma tutto il circondario praticamente prevede di essere ristrutturato, quindi staremo a vedere. Io da arbitro un rigore del genere non l'avrei mai fischiato. Scontro di gioco senza se e senza ma. Entrambi si trattengono e prima della spinta di Kier c'è un braccio altissimo. Ma c'è anche da dire che comunque Kier non si è interessato minimamente della palla, è andato semplicemente a placcare, letteralmente a placcare Llorente. Quindi secondo me quello è un rigore netto. Rigore netto. La cosa che fa infuriare è che certi contatti, a prescindere, andrebbero rivisto, quello sì. Ma andrebbero rivisti tutti quelli clamorosi che molte volte non vengono minimamente calcolati. Andrebbe rivisto il modo in cui viene chiamato il VAR. Secondo me andrebbe fatto tipo il tennis o la pallavolo, che ogni squadra ha un tot di chiamate a disposizione e possono decidere loro gli episodi da controllare. L'arbitro obbligatoriamente in quel caso deve andare a controllarlo al VAR. Secondo me dovrebbe essere fatto così. Ciao Stefan, cosa è successo ad Andrea? Andrea ha abbandonato momentaneamente YouTube per questioni lavorative, perché purtroppo non ha tempo. Non succede, ma se succede domenica, pensiamo che non succede. Mettiamola così, non voglio parlare. Ma noi essendo un'isola saremmo tagliati fuori da tutto. Non tutti i sardi possono spendere biglietti, viaggi, hotel, eccetera. C'è anche da dire però, Chris, che per esempio io, tifoso del Cagliari ma residente a Roma, non mi sono potuto vedere la partita con una delle amichevoli precampionato che la davano solo su Videolina e hanno bloccato lo stream. La partita col Chievo, quella di Coppa Italia. Io non l'ho potuta vedere perché essendo residente a Roma, Videolina aveva bloccato lo streaming per tutti coloro che non fossero residenti in Sardegna. Perché? Che è colpa mia? Purtroppo è così. Che tocca fa? Cioè, a me mi dispiace, però sinceramente, per come la penso io, forse sarò attivo, sarò cinico, però non puoi a prescindere escludere qualcuno, ok? In questo caso, per esempio, quella di Cagliari Chievo siamo stati esclusi tutti noi che tifiamo Cagliari ma non abitiamo in Sardegna. Come nel caso il Cagliari si qualificasse in Europa, saranno esclusi tutti coloro che abitano in Sardegna e tifano Cagliari e che non potrebbero andare a vedere il Cagliari giocare in Europa League. Però il fatto che chi abita in Sardegna non possa andare a vedere il Cagliari in Europa League non mi sembra una giustificante per fare in modo che il Cagliari non vada in Europa League, ok?
È quello che penso. Nel basket si può chiamare l'instant replay negli ultimi 2 minuti del quarto. Nemmeno Pairetto farebbe errori del genere. Anzi, il VAR si è comportato relativamente bene da noi in Cagliari-Bologna, però l'arbitraggio non mi è piaciuto. You speaking a little bit, Stefan. I don't speak a good English, but I can speak. Io sono ultras da 20 anni e fidati non è bello viaggiare ogni 2 settimane, soldi, stress, lavoro, eccetera. Ma sapi, lo so, cioè nel senso io purtroppo quando sono andato allo stadio non c'ho un euro, perché poi gli Scompos sono venuti a chiedere comunque i soldi per rimborsare la trasferta. Se ce l'avessi avuto gliel'avrei dato, ma gliene avrei dati 10, 20, 50. Purtroppo la disponibilità mia era quella che era. Sarebbero partite con lo stadio mezzo vuoto, spero comunque si qualifichi. Ma io per questo ho detto spero che si giochi a Roma, perché da Civitavecchia a Roma non ci vuole niente. Torino già sta molto più in alto, già è meno facile da raggiungere rispetto a Roma, quindi per questo ho detto spero che le giochino a Roma, perché comunque c'è meno viaggio per i tifosi. Il grandissimo Jack O'Malley diede 2 anni fa un rigore al Genoa contro la Spal per una chiara simulazione, diede rosso diretto allo spallino. Jack O'Malley chi sarebbe? Ah, Giacomelli, ok. Ci sono arrivato adesso. No, Giacomelli è uno dei peggiori arbitri, è veramente uno dei peggiori arbitri che abbiamo attualmente in Serie A. È veramente uno dei peggiori. Anche Livorno facilmente raggiungibile da noi sardi. Anche Livorno può essere un'opzione. Ce ne stanno. Ora vivo in Calabria e non riesco ad andare a Bergamo per via del lavoro. Ah, sei un tifoso atalantino? Ah no, che coglione, che coglione. No, no, scusa, scusa. Ho capito adesso, riferito a Bergamo per la prossima partita, sono un coglione. What about Giulini buy better second team than Olbia for young talents, baby club in Netherlands, Belgium, Denmark? Rumors say Giulini is more rich than Napoli owner. I don't know if Giulini is more rich than De Laurentiis. I don't know. I don't think Giulini will buy a better second team just because Olbia is too near to Cagliari, too close. Sorry. Ciao amico, secondo me dobbiamo continuare a rimanere a testa bassa. Ieri comunque abbiamo fatto una partita buona nonostante la stanchezza e faccio notare che 3 quarti dei gol che abbiamo subito sono rigori o autogol o comunque per errori nostri, tipo Pisacane con il Verona. Ma assolutamente, anche il secondo gol del Bologna è stato un autogol nostro. C'è da dire che stranamente per quanto abbiamo subito qualche gol, la maggior parte delle volte è stata o per un errore nostro, appunto, tipo vedi il rigore causato da Cerri, da João Pedro, cose del genere, o per calci piazzati. Il che è tanta roba, regà. Cioè, su azione non subiamo gol da non so quanto. Forse dal gol col Genoa? No, dal gol col Parma. Dal gol col Parma. È da lì che non sommiamo un gol su azione. Cioè, regà, rispetto all'anno scorso, questo non è un passo in avanti, è una camminata in avanti. Ora arrivano le prove del 9. Scusate, se tra Atalanta e Fiorentina becchiamo almeno 2 punti, allora sì che il Cagliari se la gioca per l'Europa. Ma secondo me non servono queste 2 partite per capire che il Cagliari gioca per l'Europa. Noi attualmente stiamo giocando per l'Europa, ok? Bisogna capire soltanto se il Cagliari come collettivo può tenere testa all'Atalanta, perché alla Fiorentina secondo me ci può riuscire.
alla Fiorentina ci può riuscire tranquillamente. L'Atalanta è la squadra che in Italia è più in forma di tutte. L'Atalanta ti rompe il culo, letteralmente. Quindi non è una partita, secondo me, contro l'Atalanta per capire, ok, possiamo essere l'Europa o non possiamo esserlo. Perché attualmente lo siamo e secondo me continueremo ad esserlo. Però serve a capire quali effettive potenzialità ha la squadra, a livello proprio di gioco, di giocatori, capito? Con il Parma e con il Genoa li abbiamo subiti di azione. Ma infatti sono state le ultime due perché poi non mi pare nessuna azione, cioè solo errori nostri o rigori. La difesa del Cagliari è forte grazie al lavoro dei centrocampisti. Una difesa del genere, ad esempio, nel Lecce subirebbe una sessantina di gol a stagione. D'altronde è la stessa difesa di Rastelli. Tolto Clavan, Pellegrini. Tolto Clavan e Pellegrini è sì, praticamente la stessa difesa di Rastelli. Però c'è pur da dire che Rastelli non è un allenatore, cioè, secondo me. Chris, perdonami, ma non ho capito. Perdonami. Dobbiamo continuare così, lavorare, lavorare e fare bene. Noi furiosi gemellati con il Wild Laos Atalanta. Ah, allora è vero che c'è un gemellaggio tra Cagliari e Atalanta. Non erano solo voci. La Fiorentina alla fine è una buona squadra, superiore al Torino sicuramente, che senza la super difesa dell'anno scorso li vedo inferiori anche a noi. Loro come reparto superiore ai nostri hanno solo la difesa per me. Con l'attacco siamo più forti pure se non avessimo Pavoletti infortunato. C'è da dire che noi abbiamo la fortuna che hanno un Ribéry squalificato e sperando che non so se ha fatto ricorso la Fiorentina, quindi eventualmente speriamo che non venga accettato perché così Ribéry salta pure quella col Cagliari. Fatto sta che Chiesa sinceramente è discontinuo perché fa delle buone partite ed è sempre una mina vagante Chiesa, però non sta incidendo quanto dovrebbe incidere un giocatore come Chiesa. Poi, da quello che mi ricordo, loro non giocano con una vera prima punta, perché non mi pare che la Fiorentina giochi con una vera e propria prima punta. Mi preoccupa molto il loro centrocampista centrale, Pulgar, perché secondo me è un signor giocatore. La Fiorentina prevalentemente gioca sulle fasce poi, quindi dovremmo stare attenti lì. Però difensivamente, secondo me, quello che spicca di più è Milenkovic. Poi hanno un Castrovilli che è in una forma spettacolare, appunto, lo sguardo. Anche Castrovilli può essere molto preoccupante a centrocampo, quindi è una bella squadretta, però secondo me c'è qualcosa che non va alla Fiorentina, oltre all'allenatore. E non abbiamo altri infortuni tipo la Roma, poracci, a merde. Speriamo di non svegliare Sottilla, attuale sostituto di Ribéry, vorrà dare dimostrazione di poterlo sostituire. Speriamo. No, no, parlavo del Torino, la Fiorentina la vedo pari grazie all'esplosione di Castrovilli, se no avrebbero avuto un buco a centrocampo, esatto. Do you smoking weed or only cigarette? Only cigarettes. Weed many years ago, not now. When was I a teenager, yeah, but now no. Ciao Ale, niente di che, niente di che. A parte il fatto che queste live sono diventate ufficialmente una nuova serie, che tra l'altro ho dato il nome a cazzo di cane 2 secondi prima di iniziare la live, nemmeno mi ricordo il nome che gli ho dato. E niente, quindi questa sarà una nuova serie. Non avrà una cadenza precisa, nel senso quando me va ci sarà, proprio detto paro paro, e niente, questo. Miriade, ok.
Dopo l'Atalanta che abbiamo contro Fiorentina, mi pare. No, io vado a prenderla ora la weed. Onestamente, ci sta, onesto. Onestissimo. Io non c'ho più il fisico. Ciao Candy. Quando sono stato da Pischelletto, sì, una cannetta ogni tanto, chi è che non se l'è fatta, dai. Però mo no. Ciao Cristian. Ciao bello. Se vinciamo contro l'Atalanta facciamo il colpaccio. Assolutamente. Speriamo in un bel turnover di Gasperini con Ilicic fuori. Ilicic è un bel cazzo per culo, eh. Ilicic è un bel cazzo per culo. È preoccupante. Sto bestemmiando, mi sono perso 20 minuti di live, cazzo. Non ti preoccupare, Christian, tanto l'ho detto, questa è diventata una serie in cui ci saranno soltanto live, soltanto una serie di live. Mo' vedremo se trovargli un giorno preciso da collocare in mezzo alla settimana. Why Giulini buys the club? What is the goal? New stadium, Europa League like Atalanta, some youth players. Come si dice incrementare il fatturato in inglese? Catroia? Come io lo spiego? Stefan, come io lo dico? Eh, a gesti, ho capito. Come cazzo faccio? Oh, ok, grazie lo sguardo, grazie. Riesco a rispondere in inglese, ma a domande così è un po' difficile. Ce l'ho a Fantacalcio Illich, ma preferisco perdere 5-0 piuttosto che averlo in campo contro il Cagliari. Ce l'ho pure io al Fanta Ilicic. Con l'Atalanta per me giocheranno titolari sia Lico Giannis, o per forza perché Pellegrini è squalificato, oltre che Ionita e Castro, loro sono giusti. Io darei una chance anche a Birse, tanto i super titolari sono stanchi. I think so, Stefan. I think so. Ho intravisto che Andrea ha lasciato YouTube, è vero? Devo ancora vedere il video. Purtroppo sì, Ale. Purtroppo ha lasciato momentaneamente YouTube per questioni lavorative. Purtroppo non ha più il tempo di guardarle. Che cazzo ho detto? Per questioni di partite? Per questioni lavorative. Non ha più tempo di guardare le partite e quindi giustamente piuttosto che fare video a cazzo senza vederle le partite ha deciso di lasciare momentaneamente, perché sicuro è momentaneamente, YouTube. C'è un tizio incazzato nero e mi dice che non devo cercare la sua amica dicendo che è solo sua, ma secondo te è una persona che così sta bene o ha problemi mentali? E che ne so io non lo conosco, Michela, non mi permetto di giudicare persone che non conosco. Contro l'Atalanta sarà molto difficile fare i punti, però sarà una bella partita. Speriamo in una buona prestazione. Indegni via Lico Giannis, mannassa a morire ammazzato. Ciao Matti comunque. Comunque Miro non sarebbe sicuro che sia titolare, in teoria ci sarebbe anche Mattiello, ma so già che Maran punterà sul Ligo. Ovviamente, ovviamente Maran punterà sul Ligo. Anche perché io non riesco tuttora a comprendere l'acquisto di Mattiello. Non lo riesco a capire. Non lo riesco veramente a comprendere. Cioè, Mattiello di definizione è un terzino destro, ok? Può fare anche il terzino sinistro. A destra c'è Cacciatore, che io non lo voglio più vedere in campo,
Pinna, che vorrei vederlo in campo, ma non si vede e non si sente. Mattiello. Chi gioca a destra? Faragò. Perché gioca Faragò? E Faragò non è un terzino. Non mi stuferò mai di dirlo. Non mi stuferò mai di dirlo. Avrà fatto il gol, quello che vi pare, ma non è un terzino. E infatti ieri ha sofferto, ma tantissimo. Ha sofferto pure Pellegrini perché Orsolini e Sansone gli hanno fatto dei sorci verdi a tutti e due i terzini. Però ha sofferto, quello non è il suo ruolo. Deve giocare un titolare di ruolo, cioè sì, deve giocare un giocatore di ruolo a destra. Non ce può mettere Faragò, nemmeno Cacciatore. Quindi o ci metti Pinna o ci metti Mattiello. Basta, punto. Mattiello in teoria doveva coprire lo slot che sta coprendo Pinna con la sua semi-esplosione. Ma semi-esplosione ha fatto una partita, ha fatto Pinna, per Cristiano Porello. Porello, quel Cristiano. Che quello se lo meriterebbe tutto il posto da titolare. Se lo meriterebbe tutto. Why Mr. Kelly will pick up players one free from January and then next summer for free? Can use money back. Sì, vabbè. I parametri zero no, Stefan. Parametri zero no. I parametri zero no, perché c'è un motivo se so parametri zero. Mi ero dimenticato che abbiamo anche Mattiello. Sì, infatti. Pur di non mettere Mattiello si preferisce adattare Faragò o giocare a 3, capito? Ma Ligo Giannis perché non viene ceduto all'Olbia? Me lo chiedo anch'io. Un punto a Bergamo è oro. Lo so, lo so. Perché non vuoi più vedere Cacciatore? Perché fa cagare. Fa cagare. Mattiello è figlioccio di battesimo di Maran. Cacciatore è finito. Pinna deve giocare. Oh, Fabri! Ciao Fabri! Scusa se non ti ho salutato. Pinna assolutamente deve giocare. Rico Giannis a me non piace proprio. Dovremmo mandarlo via per qualche milione. Ma chi te lo dà qualche milione? Chi te lo dà qualche milione per Lico Giannis? Che è quello che già se lo vendi a mezzo milione è tanto di guadagnato. Ma chi ti dà? Mattiello tornerà utile. Io l'ho visto a Friburgo in amichevole, non è assolutamente male l'ex Bologna. Ma non lo metto in dubbio, ma non gli si dà l'opportunità di giocare. Cioè, si preferisce adattare una mezzala a terzino. Che ripeto, sarà tornato dall'infortunio che ha fatto il gol contro la spalla e tutto quello che vi pare. Ma non è il suo ruolo il terzino destro. E si vede. Si vede, la spalla è più debole di noi, quindi non ha figurato così male Faragò. Ma contro il Bologna stava a vedere i sorci verdi con Sansone. Sbagliava gli appoggi. Che in Serie A sbagliare gli appoggi è un qualcosa di eclatante. Nemmeno nelle scuole calcio tra un po' si sbagliano gli appoggi. Non può giocare come terzino destro Faragò. Gli voglio bene, grande uomo, lo stimo, ma non può giocare a terzino destro. D'accordo in pieno su Faragò. Pellegrini lo metterei, al di là che salta già questo, ogni tanto in panca. Fa troppo il fenomeno, involuzione pazzesca. Quello è vero. Quello è vero, fa troppo il gradasso. Cioè, se è messo a fare la Veronica davanti all'area, ma sei coglione. Cioè, se perdi pallone lì, io ti ammazzo. Infatti poi l'ha perso, fortunatamente non abbiamo preso gol, ma come cazzo mi viene in mente di fare una Veronica davanti all'area? Non è perso, Zlatan al Cagliari romperebbe gli equilibri in negativo perché si giocherebbe troppo su di lui. Il punto forte del Cagliari attuale è che si gioca tutti insieme, quello è vero. Ma Maran che ci vede di speciale su Ligo Giannis? Non ne ho idea. Forse perché Ligo Giannis è speciale, ecco perché. C'ha 104, probabile.
Ieri che goduria il cucchiaino di Simeone, mamma mia, mamma mia. Oh Nico! Non- Sappi che non ho capito niente purtroppo di quello che hai scritto. Comunque ciao. 2-0 a Bergamo, doppietta di Birsa. Non s'allarghiamo, Fabri, non s'allarghiamo. Tra l'altro io sono convinto che un gol per il Bologna è stato anche troppo. Il 3-0 se lo sarebbe quasi meritato. No, vabbè, il 3-0 no. 3-1. Cioè il 3-1 secondo me era il risultato giusto. Ah, perché non ti corichi? Perché mi dovrei coricare? Io odio dormire il pomeriggio. Lo odio proprio a bestia. Oddio, scusa Albi. Ciao. Scusa. Dormo un'oretta, ora ho fatto il mattino. Ah, vai, vai, Nico, dormi, dormi. Se hai fatto il mattino, allora c'hai completamente diritto a dormire. Era stanchissimo Faragò. Poi mettici pure che è fuori ruolo e stava facendo per colpa di Maran 3 partite di fila di titolare dopo un lungo infortunio. E allora che cazzo l'abbiamo preso a fa, Mattiello? Scusate, eh. Io è lì che non capisco il nesso logico. Perché dare i giustificanti a Maran, cioè dicendo Faragò era stanco, Faragò è del qua, Faragò del là, se tu un giocatore che può fare il terzino destro di ruolo in panchina ce l'hai, ce n'hai due, c'hai Pinna e Mattiello. Io è quello che non riesco a capire. Che ne pensi del Ninja? Come sta a giocare? Beh, nelle ultime partite sta crescendo. Nelle ultime partite sta decisamente crescendo. Rispetto alle prime in cui si vedeva che giocava svogliato, ultimamente sta facendo molto molto bene. Dico Giannis è speciale, sì, ma a fare schifo. Alla 104, esatto. Ieri allo stadio c'era Cerri che si scaldava e ci deve essere rimasto male quando abbiamo finito i cambi. Oh, va bene così. Ciao Miro, ciao Nicola, io mi sto alzando ora. Cosa succederà quando rientrerà Pavoletti? Secondo me Simeone comincerà a fare la seconda punta. Sì, Miro 3-1, ho detto quasi, ma anche da 0 non sarebbe stato un atto sbagliato. No, 3-0, 3-0 secondo me sarebbe stato troppo bugiardo come risultato. Il 3-2 è comunque un risultato bugiardo, eh. Mattiello è inutile, secondo me è un mezzo giocatore, però bisognerebbe anche avere delle prove per poter dare questi giudizi, capito Fabri? Cioè, se non gioca mai, io come faccio a giudicare sia in positivo che in negativo Mattiello? Capito? Maran fa la formazione a seconda di come si sveglia. Il bello è che una volta su 5 ci azzecca pure. Leggi bene, ho detto è per colpa di... Ah, no, sì, sì, l'ho letto, Nico. L'ho letto, l'ho letto. Però, capito, era per far capire anche agli altri il ragionamento. Cioè, non c'ha senso. Pipo Iannis ancora. Purtroppo Pellegrini da diffidato se prende l'altro giallo è normale che poi gioca Lico Giannis. Se vinciamo a Bergamo, anche noi facciamo i fuochi artificiali come a Napoli. No, no. Bisognerà farli alla 38esima giornata se ci sarà da farli. Ieri se fosse entrato quel tiro in Angolan da punizione, Madonna, che mina che ha tirato. Che mina. Gli ha piegato le mani a Skorupski. Anche Cerri dovrebbe fare le valigie, ma Cerri da mo che dovrebbe fare. Simeone è giocatore ritrovato. Ma Simeone non è che è ritrovato, perché un gol non è che vuol dire che l'abbiamo ritrovato. Come si suol dire, una rondine non fa primavera, no? Ci vuole continuità. Quella è la chiave. Simeone ha fatto meno gol, ma perché effettivamente lui gioca molto per la squadra. Gioca molto, per quello dico che quando tornerà Pavoletti sicuramente Simeone andrà a fare la seconda punta, perché lui crea spazi, fa tutte quelle cose che di solito fa una seconda punta. Sicuramente ha comunque un buon tiro, una buona velocità, quindi le doti per giocare da prima punta ce le ha,
ma è meglio come assist man che come finalizzatore. Da tifoso interista devo farvi complimenti e di questo ti ringrazio. Di questo ti ringrazio. Madonna quanti siete a scrivere, raga, non gliela faccio a stare appresso. Ma parliamo di cose positive, parliamo di Cicarini che quest'anno sta giocando alla grandissima. Cicarini, giocatore ritrovato, rispetto all'anno scorso, giocatore ritrovato. Ma che sappiamo? Io da Rog mi aspettavo di più, non è male, ma mi aspettavo di più. Allora, Rog c'ha una velocità incredibile, palla al piede è una branda, è una branda. In fase di contenimento a Rog non gli si può di niente, non gli si può di A in fase di contenimento a Rog perché è un muro, è un muro. Poi sta sempre col culo per terra, a me mi fa ridere sta cosa. Se c'è un giocatore per terra quello è Rog, sta sempre a fare contrasti. Sotto il livello della creazione non è il massimo, sotto il livello della finalizzazione non è il massimo, ma rimane comunque un signor giocatore, secondo me. Ieri ha fatto una partita un po' strana perché nel primo tempo ha fatto un po' male, nel secondo invece si è ripreso alla grande. Non si è mai ripreso dall'infortunio, l'allenamento non è molto presente, ha un problema, dovrebbe giocare pinna, via Cacciatore e tra gli svincolati solo che se sono svincolati un motivo c'è. Ieri quando ha segnato il gol Joao, il gol dell'1-1 era in bagno, ho portato fortuna, infatti stavo esultando in bagno, bellissima sta cosa. Fiducia a Ligo Giannis, so che è difficile ma proviamoci, poi non è che Pellegrini stia facendo cose pazzesche, io avrei messo il greco contro l'Atalanta indipendentemente dalla squalifica di Pellegrini. Io sinceramente l'avrei messo però per una questione di capoccia, per una pura questione di capoccia, perché Pellegrini non mi piace a livello di testa, non mi fa impazzire. Ma secondo te il rigore su Ronaldo c'era? Non l'ho visto. Ciao Gabriele, scusa, ma prima seguivo Andrea solo perché non ti conoscevo. Per ora, sempre Forza Gai. Ma tranquillo, tranquillo, Gabri, non ti preoccupare. Però non ti aspettare che io so come Andrea, siamo due persone completamente diverse. Io sono molto più terra-terra, molto più grezzo, diciamo. Buonasera Alessandro. Il nuovo stemma del Cagliari non mi piace, a me sì invece. Ma la Samp a 5 punti lo avresti mai detto? Avrei detto che non andasse bene i primi tempi, però così no, così proprio no. Intanto il Verona zitto zitto avanza. Verona grande rivelazione, gioca bene, gioca molto molto bene. Comunque il rigore del Bologna è nato da una rimessa in fallo laterale non concessa. Pure a me, in presa diretta, sembrava che il pallone fosse uscito, però non mi va nemmeno da attaccarmi, alla fine abbiamo vinto. Sì, Lucio e Pedro ritrovati, se pensiamo che erano entrambi sulla lista dei partenti. Un plauso a Maran per questo saper rigenerare la vecchia guardia. Di questo sì, di questo sì. Ma lo sai che c'è? Secondo me Cicarini l'anno scorso non è che abbia deluso più di tanto. Cicarini a me non è piaciuto per il semplice fatto che l'anno scorso si limitava a fare il compitino, non osava, non faceva mai un qualcosa in più per cercare di, non so, generare un'azione diversa dal solito, si limitava a fare quello che doveva fare prendendo quel 5,5-6. Ok? Invece quest'anno non è così. Quest'anno Maran, non so se Maran effettivamente o qualcun altro, fatto sta, prendo per esempio Maran, è riuscito a dare una nuova linfa vitale alla squadra e questo è facilmente tangibile, senza ombra di dubbio. Proprio senza ombra di dubbio. Quindi tanta tanta roba. Dai, facciamo il bis di Kader Giannakis. No, no, basta.
Cosa ne pensi di Sassuolo-Fiorentina 1-2? Che doveva segnare Pulgar, che c'avevo lui al fantacalcio, oltre a Milenkovic. Sei sempre un'ottima persona. Ti ringrazio Gabriele. Grazie mille. Il Verona è una squadretta compatta e sì, gioca bene, squadra di scheda per ora, molto meglio di Brescia e Lecce. Ma a me pure il Lecce sta piacendo. Un commento sul Lazio-Torino 4-0, gol di Acerbi spettacolare. Torino, squadra... Hanno sbagliato tutto quest'anno, hanno sbagliato tutto. Con due acquisti si pensavano di poter fare un'annata identica a quella scorsa, se sbagliavano. Ieri comunque peccato che non abbiamo fatto il 4-1, non facciamo 4 gol in una partita da Cagliari-Empoli 4-3, doppietta di Farias. E questo fa capire l'era mesozoica in cui è successo. C'era ancora Rastelli per farti capire. Sì, sì, mo ricordo. Aspetta, Cagliari... Non era Cagliari-Sassuolo 4-3? Mi sa che era Cagliari-Sassuolo. Dice Pirelli quest'anno cosa ne pensi? Io purtroppo gli dico che sono rimasto un po' deluso. Ha fatto qualche cazzata e ha fatto qualche cosa buona. Se le sommiamo, otteniamo per adesso un campionato da 5,5-6 pure lui. Grava molto l'autogol fatto nella partita all'Olimpico, però alla fine non mi sento di dire che per adesso è una delusione. Il Torino è una squadra niente male sulla carta, ma poi in campo rende una volta sì e l'altra no, ma rende una volta sì e 20 no. È quello il fatto. È quello il fatto. Il Torino è una squadra stranissima perché a livello di squadra non gli si può dire niente, è una signor squadra, ha degli ottimi giocatori, però non si sa che c'ha. Secondo me ha sbagliato il calciomercato perché non puoi arrivare a quasi alla fine del calciomercato che non vuoi fare acquisti perché c'hai l'Europa League, quindi devi vedere come te va. Cazzo, proprio perché c'hai l'Europa League migliora la squadra, migliorala. E poi con due acquisti, anzi tre, perché mi pare che ha preso pure Ucani, Ucani, come cazzo si chiama? Tu con Verdi e Laxalt non puoi pensare di avere l'organico completo per la prossima stagione, ma non ti puoi azzardare minimamente a pensarlo. Immaginavo che era Cagliari Sassuolo. Centrocampo del Toro per me è scarso, ma secondo me non è scarso perché comunque Rincon è un signor giocatore, Baselli è un ottimo prospetto. Ci stanno i giocatori a Torino. C'è Lukic che è un'ottima promessa, Iago Falche. I giocatori ce l'ha il Torino, però non riesco a capire che pensano di fa così. Non riesco a capire dove sta il problema. Forse il fatto che sono sempre gli stessi. Beh, il Torino potrebbe fare molto di più, infatti sulla carta è molto forte. Credo anch'io che sia colpa del calciomercato non mirato anziché dell'allenatore, che per quanto mi sia poco simpatico, è un buon allenatore. Assolutamente, Mazzarri è un buonissimo allenatore. Il 4-0 del Lazio per te Belotti l'ha toccata o era gol di Luis Alberto da calcio d'angolo? Non ne ho idea. Spero che annullino l'autogol di Belotti perché io ce l'ho in un Fanta. Tra l'altro ce l'ho nel Fanta con voi iscritti, Belotti, porca troia. Abbiamo vinto, ma a volte queste sviste arbitrali possono risultare decisive, ecco perché mi incazzo, ma fino a quando non lo sono. No, da Champions no, Ale, secondo me il Torino non è da Champions. Mi piace giusto l'Aina, ma gli altri vari Baselli, Rincon, l'esterno argentino di cui ora mi sfugge il nome, sono mediocri. Secondo me no, non sono mediocri. Il Baselli non è per niente mediocre. Il Torino ha preso Verdi, Oicani e Laxalt. Che calciomercato è?
quale prospetto? Baselli va per i 30. Ma che cazzo sta di? No, non ci credo. Non ci credo che Baselli va per i 30, dai. Non ci voglio credere, mi rifiuto. Vado a controllare perché... Daniele Baselli. O si porta bene? 27 anni. Minchia, là si porta bene. Oh, io gliene davo 22, cioè gli davo l'età mia. Non l'avrei mai detto. Non l'avrei mai detto. Io pensavo che era ancora giovane. Non l'avrei mai detto. Veramente. Però hai sbagliato, Nico, per quello che ho detto. Ma quale prospetto? Baselli va per i 30. Forse ti stai confondendo con Baselli. Io de Baselli sto a parlare. E Baselli effettivamente ha 27 anni. Porca troia. Beh, almeno se la potrebbe lottare. Dopo Juventus, Inter, Napoli e Atalanta, io metto Torino e Cagliari come squadre migliori. Roma no, Lazio ancora meno. La Roma c'ha un botto di infortuni. Però, nonostante questo, riesce ancora a macinare punti. Il Torino, secondo me, attualmente è al di sotto del Cagliari. Ah, comunque per esterno argentino adesso ho capito che dicevi, coso? Ansaldi. Ansaldi, tanta roba. Ansaldi io lo vorrei in una cifra al Cagliari. Ansaldi, gran giocatore. Forse ti stai confondendo con Benassi che... Sì, vabbè, però Benassi non sta alla Fiorentina. Benassi è più giovane di Baselli. Allora Baselli ha fatto un patto col diavolo, perché se no non si spiega. Se no non si spiega. Domenica a Bergamo ce la giochiamo a viso aperto. Spero. Lo spero. Hai visto ieri? Sì, sì, l'ho visto oggi. Che partita. Cioè 5-5 ai tempi regolamentari. Con l'Arsenal che è passato 4 volte in vantaggio. 4 volte perché all'inizio c'è passato il Liverpool. Partita assurda, partita veramente assurda. Benassi ne ha 22-23 e Baselli 27. Dovrebbe essere il contrario, infatti. Porca troia, ma sconvolto sta cosa dei Baselli. Non gliel'avrei mai dati 27 anni. Ma pure quello di Origi, che ha fatto pure doppietta se non mi sbaglio, Origi. La Roma come organico è superiore a Cagliari, Torino e Lazio. Quello sì. Ripeto, al completo è uno squadrone. Probabilmente. Squadrone no. Secondo me non è uno squadrone. È una signor squadra. Può rompere i coglioni, quello sì, ma squadrone no.
Sì, quello di origine, che tra l'altro è stato il gol del 5-5 al 92esimo, tipo. Partita veramente allucinante. Martinelli è un giocatore bestiale comunque. È veramente spettacolare Martinelli. Tanta roba. Martinelli doppietta, sì. Grande Martinelli. Che poi ha lasciato, se non mi sbaglio, lui era del Fluminense, la mia squadra preferita brasiliana, per andare all'Arsenal, che è una delle mie squadre preferite inglesi. Se il Milan perderà anche oggi, dovrà fare le valigie e prendere un biglietto di sola andata per la Serie B? Dipende da tante cose. E altri praticamente l'hai fatto un pregio e un difetto del Cagliari. Potete usare un aggettivo soltanto. Un pregio del Cagliari. Ti dico una parola che vale sia per pregio che per difetto. Pazzo. Squadrone solo il centrocampo al completo e l'attacco ti fa capire che è di un altro livello. Cagliari, Lazio e Torino non hanno cambi. La Roma è uno squadrone al completo. Sinceramente, i cambi della Roma, cioè in attacco c'è Kalinic. Non mi sembra tutto sto granché. Come ricambi chi c'ha? Panchina, nemmeno mi ricordo io. Ieri ho talmente gioito per il Cagliari che non me ne è fregato neanche di vedermi i gol delle altre squadre. Ti sei perso qualche bel gol però, eh? Martedì ho goduto molto. Chievo da 1, Crotone rimonta e Chievo terzo in classifica. Ma magari retrocede il Lega Pro Chievo. Ma magari, guarda te, proprio falli qua la società de merda. Ale, però ha detto aggettivo. Solo un aggettivo devi usare. Ciao Cam. Non so se te l'hanno già chiesto, però tu cosa miglioreresti nel Cagliari in questo momento? Io fra i titolari non toccherei nessuno. Eh, Fra le riserve però interverrei seriamente. Eh, Migliorerei un po' i centrali. Migliorerei i centrali. Mkhitaryan è un buon rinforzo. Cristante secondo me non lo è. Kalinic secondo me è una pippa. Under è un buon rinforzo. Spinazzola secondo me non è un buon rinforzo. Poi ovviamente Fabio stiamo sempre a parlare dei punti di vista, Però tutto sto squadrone io non è che lo vedo effettivamente. Come finisce stasera a Milano? Non ne ho idea. Clavan quando è in giornata dimostra di essere un grande giocatore. Ieri effettivamente non ha giocato per niente male Clavan. Stava pure per far gol. Se l'avesse incrociata bene. Tra l'altro era pure il compleanno suo ieri. Invece ieri in Coppa d'Austria il Salisburgo ha vinto 5-0. Solo 5-0, che pippe. Che pippe. Giocano contro la Procaccolese e vincono solo 5-0. Che branco de pippe. Magari falliscono pure loro. Insieme all'Ipsia, mamma mia. Magari falliscono l'Ipsia a Salisburgo, che bellezza. Sarebbe la fine più giusta. Sì, sì.
Sì, Cristian. Dono fallì. Mi frega un cazzo. Ne sopporto proprio. Speriamo che fallisca la Juve. Ma io sinceramente tutto sto odio verso la Juve non ce l'ho mai avuto e non ce l'avrò mai. Alcuni giocatori in squadra è bene cederli, da qui fino a gennaio non so quanto possano giocare, intendo i vari De Iola, Pinna che non trova più spazio, ragazzo, probabilmente anche Birsa. Qualcuno sì, dovrà andare via. Chi simpatizzi in Premier? Io Arsenal perché è l'unica big che vince poco o niente. Simpatizzo anch'io Arsenal. Simpatizzo Arsenal e Bristol City. Ma come fa? Cioè, io non riesco a capire come fa a stare sul cazzo la Juve. Cioè. Forse so io quello strano. Sono uno dei pochi a cui la Juve non sta sul cazzo. Se la Juventus fallisce, a Napoli festeggiano il Capodanno in stile cinese. Chi è peggio tra Giampaolo e Pioli? Vabbè. Secondo me Giampaolo. Juve del merda. Ma che va fatta la Juve? A me la Juve sta sul cazzo da quando ha Ronaldo. Perché deve sta sul cazzo da quando c'è sta Ronaldo? A me sinceramente non mi fa né caldo né freddo la Juve, è proprio indifferente. Io odio Napoli e basta. Poi Juve e Inter mi stanno poco simpatiche, ma non le disprezzo più di tanto. A me la Juve sta indifferente. A te, France, da prima che te sta sul cazzo la Juve, perché ti sta sul cazzo Ronaldo? Perché ti sta sul cazzo Ronaldo? No. In premio mi stanno simpatiche Tottenham, Manchester United, Wolverhampton, Everton e Leicester. Ecco, per esempio a me Manchester United mi sta altamente sul cazzo. Juve merda, Roma merda ci sta. Io se penso alla Juve mi viene solo da vomitare. La Madonna. Suso ti piace? Sì. Ci hanno rubato almeno 20 punti da 30 ad ora. Non t'ho capito. L'arrivo di CR7 ha generato un circuito virtuoso di cui non abbiamo neanche idea. Sì, infatti, cioè ci abbiamo guadagnato più noi che loro, eh. Beh, non è vero, però. Odio contro la Juve no, ma quando l'asino sardo inculò la zebra bianconera nella Coppa UEFA 93-94 fu uno dei momenti più belli di sempre. Mi dico quel Cagliari peccato per la semifinale persa a Milano. Quanto ho rosicato. Vabbè che non l'ho potuta vedere purtroppo, non ero nato. Cagliari Primavera primo in classifica. Domenica scontro diretto con l'Atalanta e speriamo che pure la Primavera ci regala soddisfazioni. Tra Ronaldo e Messi tutta la vita CR7. Perché odio un po' chi lo definisce superiore a Messi. Un po' odio anche De Miro, quindi. Scherzo, sei un'eccezione. Ma secondo me Ronaldo è superiore a Messi. Perché Ronaldo ha la testa. Messi è un ragazzino, regà. Cioè Messi è ancora un bambino. Parliamoci chiaro, c'è sto discorso da fa tra Messi e Ronaldo, ok? Per come la vedo io, eh?
Poi ovviamente siete liberissimi di essere d'accordo o in disaccordo. Allora, Messi è il miglior giocatore al mondo. È nato come miglior giocatore al mondo. E su questo non si può discutere. Messi ci è nato. Io amo Ronaldo perché Ronaldo non ci è nato, Ronaldo c'è diventato. E si è fatto un culo enorme per diventarlo. E può permettersi di tirarsela, perché se lo può permettere. Se lo può tranquillamente permettere. La differenza tra Messi e Ronaldo non sta tanto nelle qualità. Secondo me Ronaldo rispetto a Messi è un giocatore molto più completo. Ok? Però Ronaldo cos'ha che Messi? Cioè, cos'ha Ronaldo che non ha Messi? C'ha la capoccia, c'ha la mentalità. Ronaldo è un uomo. Messi è un bambino. Messi mentalmente è un bambino. Non sono tanto d'accordo. Messi è molto più tecnico. Sarà molto più tecnico, ma è meno completo rispetto a Ronaldo. È meno completo. Tra Ronaldo e Messi che solo Gigi Riva. Vabbè, Gigi Riva non ne stiamo manco a parlare. Su questo ti do ragione, caratterialmente meglio Ronaldo, ma il resto, cioè, se ti piace un po' Messi. Ora è calato un po', ma quel Messi dai 91 gol in un anno solare a 73 stagioni è stato il migliore della storia. Ora il paragone si può fare, ma vince comunque Messi. In quegli anni non c'era paragone, ma manco lontanamente. Secondo me, regà, non c'è discorso. Ronaldo è un giocatore più completo di Messi, ma Messi rimane comunque più forte di Ronaldo. Se voi mi chiedete chi è il giocatore più forte, io ti dico Messi, perché lo è Messi secondo me. Se mi chiedete qual è il giocatore migliore tra i due, però io vi dico Ronaldo. Cioè, se paradossalmente il Cagliari dovesse puntare su uno dei due, io punterei su Ronaldo. Su Ronaldo. Perché Messi è un ragazzino. Messi è un bambino. E basti pensare che se una cosa non va come dice lui, si mette a piagne Messi. Cioè, secondo me è un bambino, non c'ha carattere, non c'ha mentalità, non c'ha grinta, perché è nato già con tutto quello che gli serviva. Perché Messi dovrebbe essere spronato a vincere un mondiale con l'Argentina? C'ha bisogno nel suo palmarès di un mondiale? No, perché ha vinto di tutto e di più. Perché Cristiano Ronaldo è un vincente anche con la nazionale? Perché lui vuole vincere, lui c'ha bisogno di vincere. Messi non c'ha bisogno di vincere. Perché Messi, essendo nato così, a lui non gliene frega un cazzo. Che devi vincere a fa? Capito? Ecco perché io amo Cristiano Ronaldo. Gigi Riva o Zola? Beh, Gigi Riva. Guarda, io preferisco Ronaldo, però do a Cesare quel che è di Cesare. Se parli della capoccia, ok, è quella la cosa in più. Per il resto hanno la stessa completezza. Secondo me no, secondo me no. Ronaldo può giocare tranquillamente sia di sinistro che di destro. A Messi se gli levi il sinistro è morto. Cristiano Ronaldo c'ha il gioco aereo. Messi non ce l'ha, ha fatto quel gol di testa all'Olimpico in finale Champions contro United, dall'altro United di Cristiano Ronaldo, poi basta. È più completo Ronaldo, non c'è sta niente da fa.
Comunque se dovete mettere in mezzo le nazionali, Ronaldo non ha vinto l'Europeo perché non ha giocato la finale. Non è che non ha vinto l'Europeo, Ronaldo l'ha giocata la finale, è uscito per infortunio. Quindi lui la finale l'ha giocata solo che è uscito per infortunio. Fatto sta che comunque ha vinto. E il mondiale del 2014 Messi lo avrebbe vinto perché ha messo 2 volte davanti alla porta Higuain che se li ha cagati entrambi. Andate a vedere. Nulla toglie al fatto che comunque Cristiano con la sua nazionale ha vinto e Messi no. Messi non ha vinto niente. Dato di fatto, con la nazionale non ha vinto niente Messi. Manco una Coppa America, mi sa. Tra l'altro perché nel 2014 non giocasse Tevez fresco di stagione pazzesca e finale di Champions è incredibile. Ronaldo un merda, addirittura, raga. Poro Cristiano. Ciao Alessandro, ieri ero allo stadio. Che godura la vittoria in rimonta. Beh, sì. Ronaldo è tutt'altro un pezzo di merda, ora non esageriamo. Beh, a livello umano non gli si può di merda né a Messi né a Ronaldo, penso. Ma le partite della finale dove le ha viste queste? Ma per modo di dire o per no, era per menzionare lui. Era per menzionare lui, Ale. Ovviamente lo so che Ronaldo uscì per infortunio, comunque io lo reputo il secondo più forte della storia, nonostante mi sia antipatico. Sono opinioni, Nico, sono opinioni. Cioè, secondo me è molto più forte Ronaldo di Messi. Se mi chiedi chi è più forte sul campo a livello di doti, ti dico Messi, perché come faccio a dirti Ronaldo? Ma se mi chiedi chi è il più forte tra i due, Ronaldo tutta la vita. Perché anche sì, sì, lo so che è un modo di dire. No, no, era per citare Cristiano Ronaldo. Era per citare Cristiano Ronaldo. Maradona era più forte di Cristiano Ronaldo, ma Maradona stava a parlare di un'altra cosa, raga. Stava a parlare veramente di un'altra cosa. Maradona, giocatore fenomenale. Giocatore fenomenale. Poi un'altra cosa, mo, sarà una stronzata, eh. Capisco io che non ci sia un'altra squadra che possa offrire uno stipendio del genere a Messi, lo capisco benissimo. Però Cristiano Ronaldo ci ha avuto le palle di spostarsi, di mettersi in gioco su più fronti. Messi non ci ha mai avuto le palle, mai, ma mai proprio. Comunque sto capendo il tuo discorso, la distinzione tra chi è più bravo e chi è più forte. Esatto. Il più bravo è Messi, il più forte è Ronaldo. Io rispetto alle opinioni, ora cambierei argomento che potremmo rimanere qua per ore se non per giorni. Esatto. Totti o Del Piero? Del Piero. Tranquillo Ale, non ti preoccupare, ma secondo il tuo discorso Milo Maradona è come Messi, quindi è più forte Ronaldo. No, secondo me Maradona cioè, sta 3-4 scalini sopra a tutti e due, ma indubbiamente, regà. Ma senza dubbio. Non è perché Maradona ha le caratteristiche fisiche simili a Messi, stiamo parlando di un giocatore come Messi. Maradona è Maradona, regà, è uno dei dei del calcio. Cioè, di che vogliamo parlare? Di cosa vogliamo parlare?
Su questo non ti do ragione, un modo di criticare lo si trova sempre. Se se ne fosse andato via ci saremmo lamentati che non esistono più bandiere. Ma che vuol dire? Ma non significa, cioè, pure Xavi se n'è andato dal Barcellona, ma non mi pare che qualcuno dica che non è più una bandiera. Iniesta se n'è andato dal Barcellona, non mi pare che qualcuno dica che non è più una bandiera. Del Piero se n'è andato dalla Juve, non mi pare che nessuno dice che qualcuno non è più una bandiera. Cioè, regà, non è un discorso che regge questo. Quello di cui parlo io non è una questione di bandiere o meno, perché se ne fosse andato dal Barcellona, sti cazzi, cioè per me non è una bandiera del Barcellona, per me è il giocatore più forte del Barcellona, ok? Io avrei apprezzato se se ne fosse andato perché si sarebbe messo alla prova in un altro contesto che non fosse quello a cui è abituato, ok? Punto. Perché Messi non se n'è andato mai dal Barcellona? Il Barcellona ha mai avuto offerte concrete? Non credo. Ok? Quindi è un motivo in più per cui non se ne può andare dal Barcellona. Però, qualora si presentasse un'offerta, io sono sicuro che Messi non se ne andrà dal Barcellona. Ma mai, mai nella vita. Pure se guadagna di più, secondo me non se ne andrà mai. Comunque là dovresti fare il paragone con giocatori dello stesso ruolo, quello sì, ovviamente. Il Pupone è meglio dei Pelé, sì. Vogliamo parlare di Van Basten? Van Basten, tanta roba. Marcolino. Ma perché questo odio verso la Roma? Mi stanno sul cazzo. Mi stanno sul cazzo perché esperienze passate. Messi non se ne va dal Barcellona perché ma sicuramente quello è uno dei motivi. Solo perché sei romano o altri motivi? No, il fatto che sono romano conta relativamente, è il fatto che mi sono trovato sempre a discutere con tifosi della Roma che in realtà si potevano definire tutto tranne che tifosi perché privi di qualsiasi sportività. Perché a Roma esistono i romanisti, che sono le persone con cui tu puoi effettivamente parlare di calcio e discuterne sportivamente, però purtroppo sono pochissimi, e i Riommers, che sono quelli che difendono a spada tratta la Roma pensando di avere sempre ragione. E io molte volte ho dovuto parlare, per modo di dire, di calcio con questi Riommers. E non ci potevi parlare di cazzo perché, de calcio perché, sì, parlare di cazzo. Non ci potevi parlare di calcio perché non, era impossibile. Cioè, tu gli dicevi A, ti rispondevano Z. Ciao Max, ha già dichiarato che a meno che non lo mandino via rimarrà lì. E perché rimane lì? Non c'ha le palle di mettersi in gioco in un altro campionato. Non c'ha le palle. Non è coraggioso. Mi sono sbagliato, Fabri. Mi sono sbagliato. Totti ti stava simpatico? La persona, il calciatore meno. La Roma tanto decantata ha vinto meno della bistrattata Lazio, assolutamente. Riommers, Riommers. Sono antenati dei giocatori del Frosinone? Lo sai che c'è? So testa di cazzo. So testa di cazzo. Ma ci stanno anche alcuni laziali così, eh. Non è che i laziali sono esenti da critiche, ovviamente. Però io sinceramente non li ho mai incontrati. Scusate un attimo, raga. Eccomi.
Parliamo della moglie di Nandez, Sara Garcia. È entrata nei cuori di tutti ancor prima del marito. La Lazio è troppo sopravvalutata. No, troppo sopravvalutata secondo me no. La Lazio potrebbe migliorare sotto qualcosina. Van Basten immenso, Van Basten è un giocatore fenomenale. Totti o Klose una bandiera della Roma contro una bandiera della Lazio. Ma Klose non è che sia una vera e propria bandiera della Lazio, è uno dei giocatori che ha fatto effettivamente meglio, ma non si può definire bandiera. Secondo me le bandiere sono altre. Una bandiera della Lazio è stata Chinaglia, è stato Tommaso Rocchi. Klose non è stata una bandiera. Sì, beh, le teste di cazzo stanno in tutte le tifoserie. Vabbè, quello assolutamente. Sì, sì, penso nessuna è esente da teste di cazzo. La bandiera della Lazio è Mauri il carcerato. Beh, comunque un simbolo della Roma contro un simbolo della Lazio. Beh, io, ovviamente, anche per questione di nome, più Close che Totti. Grazie per la Daspo domenica scorsa a Torino. Ma chi? Nesta, signori. Beh, ce ne stanno. Vinaglia. Il Ciolo. La bandiera del Milan invece è Berlusconi. Klose è stato per anni il miglior giocatore nella nazionale tedesca, infatti ha segnato una caterva di gol in diversi mondiali, ma quando è arrivato alla Lazio ormai era la frutta, pur facendo bene. Pagherei oro per averci un giocatore che come Klose che facesse a Cagliari quello che ha fatto lui alla Lazio. Comunque me lo ricordi l'episodio di montare in Cagliari Pescara 1-0? Ecco, io vedi tutti, li avevo davanti e ti assicuro che non è andata come hanno detto i giornali. Se vuoi lo racconto pure, vai, racconta già che ci stiamo. Se cerchi su internet vedi. T'hanno dato il daspo? Zola di testa rete, mamma mia. Qua la partita con la Juve è spettacolare. Stavo cercando di prendere la maglia di Nainggolan in un attimo. Quindi presumo tu sia uno Sconvols. Purtroppo no, Francesco. Non sono nemmeno mai stato in Sardegna. Non sei uno Sconvols. Strano. Se tu stavi davanti a cercare di prendere la maglia di Nainggolan, cioè di solito davanti ci stanno gli Sconvols. Io infatti non stavo davanti alla partita con la Roma. Andavi con i furiosi. Comunque stai davanti, cioè appartieni comunque a un gruppo. Devi venire. Mi piacerebbe tanto anche a me. Praticamente erano 6-7 sconvolsi in curva nord, stra ubriachi, che prima hanno tirato un bicchiere d'acqua al tipo che faceva le riprese.
Ciao Ale, alla prossima, bello. Quanto stiamo godendo, mamma mia, Tomma. Mamma mia. Vabbè, Albi, può essere che non lo sapeva, può capitare. Poi hanno proceduto facendo dei boom, erano in 6, 7, 8, esagerando. Vai Christian, vai tranquillo. Sì, vabbè, ma lo sai che c'è, Nico? È che negli ultimi anni si tende sempre a fare perbenismo. Ormai qualsiasi cosa è diventato razzista. Razzismo. Fischi un giocatore è razzismo. Qualsiasi cosa è razzismo. Tutto è diventato razzismo. Veramente ero con mia moglie e i miei figli. Ormai non vado più combinato gruppi. Cioè, tu hai preso il DASPO perché stavi a cercare di prendere la maglia di Nainggolan, scusa? Mo, vabbè che vabbè, ma come cazzo fai a prendere un DASPO se stai a cercare di prendere una maglia? O hai accoltellato quelli che te stavano attorno, o mi pare, cioè, mi pare assurda come cosa, dai. La Roma squadra di tifoseria dei stupidi. La Roma squadra è tifoseria dei stupidi. Non tutti, fortunatamente. Comunque sul rigore del Bologna è successo come con Lukaku, ma qua non si parla di razzismo, ma in effetti. Zola o Conti? Conti, tutta la vita Conti. A me hanno fatto un caso mediatico, mi dà troppo fastidio. Io odio il razzismo, ma allo stesso tempo, ma odio allo stesso tempo vedere il razzismo dove non c'è. Assolutamente d'accordo, assolutamente. Tendono a fare di un caso mediatico ogni cosa. Ogni cosa. A me è questo che dà fastidio. Il razzismo, quello vero, è da condannare, ma fare bu, il bu lo fanno tutti, a prescindere che uno è di colore, a prescindere che uno è asiatico, a prescindere da uno è italiano, a prescindere da uno è francese. Se non se manco fa bu, andiamo allo stadio e stiamo zitti, tutti in silenzio, a non fa un cazzo, a guardare la partita tipo tennis. Cioè, non capisco. Sì, la stava lanciando Nengolan e Joao Pedro era sopra la balaustra, mi sono sbilanciato e sono caduto nel campo di gioco e sono arrivati in 6 a caricarmi. La Madonna. Cioè, al posto di date una mano te sono venuti a caricare. Ma dai. Ma infatti, Tomma, ma infatti, capito? Ma non è il caso Lukaku, è proprio la cosa in generale, cioè ciò che si crea attorno a queste cose. Io mi ricordo ancora la sfuriata di Adani quando Keane esultò sotto la Nord. Cioè, tu a prescindere che sei di colore, che sei bianco, che sei marrone, che sei giallo, che sei verde, che sei blu, qualsiasi colore della pelle tu abbia, se tu esulti sotto la Nord, te metti così e pensi che noi se stiamo zitti, sei un coglione. E gli insulti te li prendi a prescindere da quale sia il colore della tua pelle, perché hai fatto una cazzata. Punto. E a me mi ha dato fastidio la sfuriata che fece Adani. Ridicolo, una persona ridicola. Ma come devi in mente di fare quelle cose del genere? Cioè, veramente ridicolo. C'è un articolo su Sardinia People. Ma chiamando mia madre anche su Videolina subito a sputtanare. Mi pare strano, è una cosa assurda. Adani sì, è ancora Sky. Adani è ancora Sky.
Sì, sì, purtroppo, cioè, cose strane, cose molto strane. Ciao Alessandro, tanto ragazzi io mi fumo quest'ultima sigaretta e vado, eh. Anzi, fatemi mettere un po' in carica il telefono. Un tempo allo stadio si andava con bonghi e tamburi, belli, belli quei tempi, ed ora accusano per un bu, capito? Capito? Devo andare, Christian, purtroppo devo andare. Tra l'altro, ci credi che io mo c'ho la fobia che spunta Rambo e incomincia a fare donazioni? Ti giuro, c'ho una fottuta paura. Mi fa cagare sotto quell'uomo. Quell'uomo, quel ragazzo, non ho manco capito quanti anni c'ha. Meglio, meglio cosa? Comunque tutti questi tifosi che si lamentano degli errori arbitrali, il Napoli alla prima giornata ha vinto per un errore, se no avrebbe pareggiato. Stavolta stava per vincere ma ha pareggiato, capito? Meglio, così ti fai i soldini. Sì, ho capito, però mi sento in imbarazzo, capito? Ma quando andiamo a bere? Quando c'ho un po' di tempo libero. La sera non ce l'ho mai, mai. Il giorno ogni tanto lavoro, ogni tanto no. I weekend non ci sto quasi mai. Sei poliziotti per un tifoso, è bello così. Ma infatti mi pare esagerato, cioè è veramente esagerato. Molte volte il karma nel calcio funziona. Tipo noi dopo il Napoli ci siamo fatti 2 gol da soli nelle partite seguenti. Effettivamente. Appunto, è meglio così. Appunto, è meglio così mette alla prova per sconfiggere l'imbarazzo. Non è che lo sconfiggi, cioè rimane sempre l'imbarazzo. Più che altro mi sento pure in colpa. Cioè, perché dargli a me se si poteva tenere lui? È quello, capito? Mi sento in colpa. Oppure noi che abbiamo vinto contro loro al 90esimo, con loro che hanno meritato e loro l'anno prima hanno vinto con una punizione al 90esimo all'andata, i rigori inesistenti, ma al 90esimo il ritorno. Mo ricordo. Milik ci purgò. Ti manca Andrea? Vabbè, non mi manca perché comunque ci sentiamo in privato, non è quello il problema. Però a livello di YouTube abbiamo perso un grande YouTuber, quello senza ombra di dubbio. Comunque ciao Cork. Spero che non mi arrivi subito il Daspo, voglio vedere la Juventus. Lo spero per te. Tutto torna nel calcio, ma il VAR è un'inculata che gira e gira, arriva a tutti prima o poi. Non so se te l'ho detto, ma assomigli tanto a un mio parente. Se non mi sbaglio me l'hai già detto, Christian. Se non mi sbaglio me l'hai già detto. Ciao Stefano, alla prossima. Tra poco ti sparo 10 euro e te li porti a casa. Non ci provare, Albi. Non ci provare.
Ciao Tommaso, alla prossima. Ciao Tullio. Ciao Michele. Ciao Nico, alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao Candy. Comunque ieri allo stadio ci stavano i soliti tamburelli della Sud. In Nord nessuno che ha detto mezzo by terzini del Bologna. Ciao Fabri, alla prossima. Cosa succede con le donazioni? Dipende cosa intendi con cosa succede. A Franco di Jacqueline. What? Non ho capito. Chi è Franco di Jacqueline? C'è un razzismo contro la destra. Come mai tifoso del Cagliari? Perché mio nonno era sardo. Mio nonno era sardo. Ciao Miro, volevo girarti sta domanda. Intanto ciao Andrea. A parere tuo, nel mercato di gennaio la rosa verrà rinforzata? Sinceramente credo che uno o due acquisti avverranno, ma non saranno acquisti pesanti, secondo me. Perché non vuoi che ti mandino 10 euro? Perché mi sento in imbarazzo, mi sento in colpa. Perché mi devono da me 10 euro quando si possono tenere loro, capito? Cioè, è come se uno per strada, tu stai camminando, uno per strada ti guarda e ti dice mi piace il modo in cui cammini, ecco di 10 euro. Cioè, è una cosa spontanea. Perché mi dovresti dare 10 euro perché cammino? Non c'ha senso, capito? Ecco perché ho detto no, non lo fa. È il parente mio a cui assomigli. Ah, ok. Non avevo capito. Questa settimana mi hanno chiamato al lavoro solo una volta. Solo ieri o l'altro ieri, non mi ricordo nemmeno precisamente quando. Martedì, mi pare. Martedì. Martedì mi hanno chiamato a lavorare. Dobbiamo uscire imbattuti da Bergamo, dopo verrà tutto in scioltezza perché inizieranno a temerci sul serio. Sì, non più di tanto, Cristian. Mi sembra normale che la rosa debba essere rinforzata, soprattutto nelle zone nevralgiche della squadra, cioè la difesa. Sicuramente io ripeto, un acquisto in difesa andrà fatto, perlomeno un altro centrale, perché se no non ha senso il fatto che ci siamo tenuti Valujevic se non deve mai giocare. Il Cagliari riuscirà a tenere questa intensità nel passato, nel futuro. Spero di sbagliarmi, ma la prossima in passato l'avremmo persa. Sì, anche se in passato la prossima l'abbiamo vinta per ben 2 volte poi. E ancora sto a cercare di capire come abbiamo fatto, eh. Sì, sì, quello sicuramente Tullio. Mancano ancora tantissime partite, quindi tutto è aperto.
non esistono ancora verdetti. Questo è un po' una fortuna. Secondo te chi vince il pallone d'oro? Nandez. NN18. Come ti chiami? Il mio vero nome, intendi? Il mio vero nome è Samir, però il mio soprannome è Miro. Tranquillo, Francesco, non ti preoccupare. Po- 400? Io penso che questo è un parere mio. Il mercato di gennaio dipenderà molto dalla nostra posizione in classifica, perché io un nuovo attaccante lo prenderei perché Cerri ormai è bruciato. Si potrebbe lanciare magari qualcuno della primavera piuttosto che andare a spendere soldi. Ah, è un farmaco. Non lo sapevo. Non lo sapevo. Devo essere sincero, non lo conoscevo. Certo che se avessimo venduto Joao Pedro avremmo fatto un grande sbaglio. Guardando adesso sì. Purtroppo lo so, Christian, ho visto anche l'esultanza di Adani. Quanto mi sta sul cazzo quell'uomo. Vabbè, ragazzi, ora vi saluto che devo andare. Vi ringrazio per avermi tenuto compagnia per quest'oretta e mezza. Tanto ormai questa diventerà una serie. E dai, regà, vi ringrazio ancora per la compagnia e noi ci becchiamo in un prossimo video. Ah, ecco che volevo dire. Il video di coso del post partita di Atalanta Cagliari uscirà un po' in ritardo perché sarò a casa della mia ragazza, tornerò da domenica pomeriggio, quindi uscirà verso le 5 più o meno. Quindi uscirà un po' in ritardo. E niente, regà, a parte quello, se vedemo. Ciao, regà.